dei problemi in Fontana e l'ultimo filano, facci dai secondi. Cambio, io come scegli dalla giro davanti, ma scegli. Devo sperare che il capote mio, che adesso quando scegli deve Adesso ritirato, dopo Vaccaro continua a riportare ad andare avanti, seguito da Fazzi Cariche, cerca di insidiarlo e l'instaccata. Carini, ruota bloccata davanti per cercare il tornativo, traiettoria di gioco. Neanche contatto ha ferito la sua e questa volta Massicani che insidia Cristian Bottero molto vicini, vediamo che la staccata del tornativo per avere il sorpasso. Bottero chiude il più possibile la traiettoria. Massicani dietro, attaccato per sbaglia la marcia, manca il cambio. Colpo di scena ancora, poi il zero, Piero davanti. Grande le Un problema aveva detto Fabio, questo non pega. Rossi e Tessarolo a chiudere questa giornata dell'autocross categoria B. Ma che categoria? La categoria A pronta, Anni Basala dopo la curva del subito, purtroppo Vattero ha dovuto È rotto il cambio! vediamo che ormai è una gara di resistenza per portare a termine questa categoria B. Perini secondo. Allora, stanno dando eliminazione. No, ma dicevo quello lì è Perini. L'altro è il suo figlio. Quella ferma là. Questo è il giro. Qua è cazzo. Questa pochissima particolarmente sull'estata finale. Vediamo che Stefano Rossi ha un po' di problemi e Tessarolo si è fatto sotto e vediamo qui il rettilineo prendere la sua posizione. Occhio alle bandiere. Vediamo anche purtroppo il limite della curva, lo punto ha avuto un piccolo lavoro sulla macchina, ma è stato ormai è una gara veramente di lotta dura. Dopo i spacchi gambe. Fa sentire a questi vincoli. Oh, dopo i spacchi gambe, il motore. Ecco, se volete riuscire a distanziarsi un po' da Tessarolo che porta sul suo secondo certo tutti i tagli la strada non è libera. Che è successo in queste finali, queste battute finali perché è sempre il portiere bello. qua a Porta Mantovana sembra quasi che anche la vita di Torini il rilascio sulle curve lente abbia dei problemi sulla perforazione mentre Rossi e Tessarolo fanno un gioco dell'elastico, ma vediamo la bandiera